E questo bellissimo carro da dove viene? Da Bagnolo di San Pietro di Feletto. E quest'anno per il Carnevale 2020 quale tema avete scelto? I messicani. E allora un saluto dai messicani di Bagnolo! È un paese che vuole essere aperto al territorio, ai giovani, alle famiglie, a tutti coloro che vogliono trascorrere qualche ora in compagnia. La sfilata di Carnevale è giunta ormai a oltre 12 edizioni e quindi è una bellissima festa. È una collaborazione con Carnevali di Marca che esiste da tantissimi anni, che vedrà proprio il coronamento e la chiusura anche di questa edizione a San Vendemiano nei mesi primaverili verso il mese di marzo, e questo ci fa sicuramente piacere. Come anche il fatto che San Vendemiano la vita non va sempre avanti, la vita di comunità, con la pista di pattinaggio che prosegue fino al 29 marzo con tantissimi spettacoli e momenti di incontro. E al Carnevale di San Vendemiano anche una famiglia di tigri. Certo, che è molto volentieri. Bello, ci piace fare queste cose. Voi da dove venite? Da Soligo. Soligo. E quindi tanto divertimento. Oggi qual è il vostro carro? E allora ci saliamo insieme magari. Quanto pesa questo oggetto? Questo oggetto pesa 500 kg. E lei è capace di tirarlo su? Anche con una mano. Anni e anni di esperienza e di prove pesistiche tutti i giorni, mi alleno 2 ore al giorno. Oggi è una bellissima giornata che ci sta accompagnando con i carri e con tutta questa meravigliosa gente. È sicuramente una bellissima giornata per noi, contraddistinta da divertimento, gioia, da famiglie, da bambini, da ragazzi che vedo stanno scorazzando in giro per il nostro territorio. I carri sono molto belli, c'è un bellissimo seguito, per cui direi che è veramente una grandissima, bellissima giornata qui a San Vendemiano. Abbiamo visto anche persone da altri comuni, addirittura da fuori regione, quindi il Carnevale è un appuntamento fra i più attesi dell'anno. Gente che viene da fuori comune, per cui è una soddisfazione immensa poter accogliere così tante persone qui da noi e vederle così gioiose. Quindi il tema è la giungla in allegria. Sì, abbiamo voluto rappresentare tutte le problematiche che ci sono state anche in questi ultimi tempi, ad esempio in Australia, eccetera, per quanto riguarda la giungla. Deforestazione che c'è, problematiche varie, tutte date dall'uomo. Tra i protagonisti di questo carnevale anche il cappellaio matto con una bellissima principessa. Ciao. Ciao. Questo bellissimo carro da dov'è? Cernaglia. E protagonista di questo Carnevale di Marca San Vendemiano sono anche? In mezzo a questi bellissimi costumi, da dove venite? Cosa rappresentate? Siamo tutti di San Vendemiano, rappresentiamo il gruppo Pedibus che quest'anno abbiamo rappresentato l'argomento acqua. Un saluto per i nostri lettori.